di storia, ringraziando il professore Egidio Ivetic dell'Università di Padova che è qui con noi. Prima di iniziare volevo leggervi un breve profilo biografico del professore. Leggo dal telefonino, scusatemi, ma evito così di stampare su carta inutilmente. Allora, il professor Ivetic si è formato in Svizzera e nella ex Jugoslavia ed ha avuto modo di navigare nel Mediterraneo come marinaio di leva in un anno per molti versi sabbatico tra gli studi liceali nella natia Pola e quelli universitari a Padova. Insegna storia moderna e storia del Mediterraneo all'Università di Padova e nello stesso Ateneo anche storia dell'Europa orientale. La ricerca e gli studi riguardano i Balcani, il Mediterraneo, in particolare l'Adriatico e Venezia. Predilige la lunga durata, terre e mari di confine tra civiltà. Tra i suoi libri ricordiamo Un confine nel Mediterraneo, I Balcani dopo i Balcani, Eredità e identità, Storia dell'Adriatico, Un mare e la sua civiltà, I Balcani, civiltà, confini e popoli, e poi gli ultimi due che sono anche disponibili in fondo alla sala per l'acquisto eventualmente, Est-Ovest, che è l'argomento della conferenza di questa sera, e Storia del Mediterraneo, pubblicati entrambi dal Mulino. Lascio la parola al professore e vi ringrazio. Grazie. Io mi scuserete, ma non riesco a uscire da questo raffreddore. In più, visto che parlo del confine tra est e ovest, userò questo PowerPoint, quindi io mi siederò, adesso mi vedete un attimo, quindi scusate se metterò in disparte. Ho insegnato e insegno ancora storia dell'Europa orientale, avevo cominciato nel 99, giovincello, e quest'anno chiudo e mi dedico più al Mediterraneo. Qua ci sono due percorsi, due miei interessi. Uno, chiudo nel senso che non ce la faccio più di insegnare 3 materie, sembrano anche molto diverse il Mediterraneo. Comunque sono tutte cose di confine, che è la mia specialità, adesso vi spiegherò. Il Mediterraneo ovviamente è più solare, più non sempre è, diciamo così, come uno lo può immaginare. È stato anche un mare di tante paure e di tanti confini. Certo che l'est e ovest è attuale ed è pesante. Quindi est-ovest, sono stato invitato, mi fa molto piacere di essere qui con voi a Bassano. Sono stato, credo, come sono socio della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, mi ricordo che abbiamo fatto un'assemblea, ma mi sa che era 20 anni fa, e quindi mi fa molto piacere. Ah sì, eccomi, mi hanno detto, sì. Meglio che mi sieda. Ecco, sì. Sì, è vero. Allora, mi fa molto piacere essere qui a Bassano. L'ultima volta ero qui per un'assemblea della Deputazione di Storia Patria per le Venezie, l'abbiamo fatta proprio in questa stupenda sede. Vi parlo di est e ovest, dicevo i miei due filoni di ricerca, uno così più meridionale, solare, l'altro più fangoso, continentale, come vedete qua dietro di me il fiume Dnieper. Userò per questa presentazione un PowerPoint, in genere vado a braccio, ma qui siamo in tanti, apparirei, posso apparire come così lontano. Un PowerPoint, e vi dico, quindi una serie di immagini, vi spiego anche perché c'è anche questo titolo, risale un anno fa. Sapete bene che data è oggi? Oggi siamo un anno dallo scoppio della guerra. Ma scusate, ma siamo a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Mi ricordo quel giorno lì, chi l'avrebbe detto. E dopo, ovviamente, sono stato interpellato, abbiamo fatto anche conferenze all'Università di Padova, e questo PowerPoint che mi aiuta anche a parlare di est-ovest, lo avevo preparato per l'assemblea degli storici modernisti, di cui faccio una specie di corporazione. Mi hanno invitato i colleghi, ma parlaci un po' di
di questa questione. Ora, est-ovest, io non sono un geopolitico, io non sono come gli amici dell'Imes, quindi io non sono un analista, non, per essere analista ci vuole tanta energia, saper trovare le fonti che sono di altro tipo rispetto a quello che fa uno storico. Uno storico può ragionare su un periodo appunto storico di tempo, su un'epoca che in qualche modo si chiude. Ora, Est-Ovest nasce proprio da questa conferenza dell'aprile, l'ho scritto velocemente, è un instant book, non avrei mai pensato. Cosa vuol dire instant book? È come il caffè solubile, no? Ci metti l'acqua calda ed è pronto. Non è proprio scherzo, ma tutti siamo stati travolti da questa guerra, da questo conflitto. Un libro che ragiona, uno storico può mettersi a scrivere di una cosa che magari anche in questo caso sembra attuale, solo se dietro c'è un processo storico, c'è una fase storica che in qualche modo è chiusa, altrimenti scivola in quello che Croce diceva cronaca, e la cronaca la lascio agli analisti politici, geopolitici, giornalisti, inviati, quelli che vedete e che avete visto per mesi in TV, nei giornali, nei podcast, ovunque. Lo storico può parlare con la cognizione che si è chiusa un'epoca, e un anno fa si è chiusa un'epoca, proprio con quella data lì che ricorderemo tutti, non ne usciremo così facilmente. E dunque questo libricino Est-Ovest è frutto anzitutto della situazione, della contingenza, no, storica. Si è chiusa un'epoca che è iniziata nel 1989. Ero ancora studente nel 1989, quindi è un periodo storico che ho vissuto come tutti voi. Magari per qualcuno l'89 non significa niente, però per la storia è tanto, per la storia europea è una cesura più forte anche di quel 91 quando scompare l'Unione Sovietica, 89-91. Da allora siamo entrati in una fase storica che ovviamente ha avuto avvenimenti, no? Ricordate l'11 settembre, crisi, ma per noi in Europa nulla di così fortemente significativo come quello che ci capita adesso, che capita da un anno. E quindi trovandoci in questa guerra, che non è una cosa passeggera, è una guerra che apre un'altra epoca storica. L'anno scorso, proprio quando mi sono messo a scrivere, era evidente che è finito un periodo di tempo che probabilmente lo rimpiangeremo, perché non era male tra l'89 e il 2008, diciamo una ventina d'anni. C'era più ottimismo, si costruiva l'Europa. Adesso non si sa dove stiamo andando. Quindi di fronte a questa situazione, che è un dato di fatto, chi fa storia come me si trova legittimato ad affrontare un discorso e scrivere una sintesi, un saggio, un ragionamento. Secondo aspetto di questo mio insegnamento, storia dell'Europa orientale, il mio punto forte era quello ragionare sui confini. C'è chi dei miei colleghi dedica ore e ore a parlare di Russia, io sono esperto anche dei Balcani, più della Russia, qualcuno ha parlato a lungo di Polonia, di questi paesi che per me non sono, che sono anche oggi leggevo l'est dell'Unione Europea, però per me sono il centro dell'Europa. Il mio punto forte, diciamo, in tutti questi 20 anni di insegnamento è stato proprio quello di cercare di capire il passaggio dall'Occidente all'Oriente, il confine. Probabilmente perché io stesso vengo da una zona di confine, io sono istriano, sono di Pola,
tutta la vita ho attraversato sto benedetto confine, per fortuna è sparito il 1° gennaio con l'entrata della Croazia nell'area Schengen e nell'euro. Per me è una grande cosa, no? Quindi un certo confine è sparito, ma altri confini da quelle parti rimangono. E quindi un po' sono abituato a questo tema. Dunque ragionare sui confini è ragionare alla fine di una fase storica e in un momento in cui siamo già entrati in un'altra fase. Quindi lo storico può ragionare. Adesso mi sposto un attimo qui e uso il PowerPoint. Eccomi. Allora, tra storia e tempo presente, quanto pesa la storia in questo nostro tempo, il nostro tempo, quindi tempo presente, i confini orientali dell'Europa. Ma dove si trovano questi confini d'Europa, no? Questo è il punto che prepotentemente è emerso un anno fa. Cos'è questo? È il fiume Dnieper. È stato a lungo una specie di confine anche questo. Dnieper è l'obiettivo, arrivare a collocare, a dividere l'Ucraina, spartire e portare la Russia su questo fiume è uno degli obiettivi di Putin in questo conflitto. Come dice Gogol, scorre torbido il Dnieper, qui non è così torbido, questa è un'immagine della primavera, l'ho trovata in qualche podcast di un anno fa. Guardate cos'è questa Europa dove passa la faglia, il confine tra est e ovest, è una distesa sterminata tra il verde e il color fango. Questa è l'Ucraina. Sembra dritto, sembra tutto monotono, in verità è un luogo difficilissimo per fare la guerra, uno dei peggiori. Certo, la prima guerra mondiale qua su è stata davvero difficile, qui su questi monti è stato un macello, no, purtroppo. E qui invece apparentemente invita a grandi operazioni, poi quando uno si muove rimane bloccato. È stata fatale per l'esercito della Svezia, che in queste parti nel 1709 ha perso la battaglia contro Pietro il Grande, quello che farà l'impero russo. È stata fatale a Kursk per la Germania nazista. Hanno vinto in entrambi i casi i russi, adesso è fatale per gli stessi russi, quindi è molto interessante. Ora, chi l'avrebbe detto che saremmo finiti così? Questa immagine riguarda un duello intellettuale tra due pensatori. Quello con la camicia bianca è un nouvel philosophe francese, Bernard-Henri Lévy. Ha uno stile, tutti e due hanno uno stile, perché non basta esprimere un pensiero, bisogna anche saper comunicare. Questa è un'immagine che trovate in YouTube, se non l'hanno censurata. E l'altro è Alexander Dugin. Quando ho mostrato questa foto anche ai miei colleghi nessuno sapeva chi fosse, meno di un anno fa, adesso tutti sanno chi è, perché c'è stato l'attentato, ha perso la figlia, no? È uno degli ideologi della Russia di Putin. Qui siamo nel settembre del 19, è uno scontro intellettuale tra Henri Lévy, che difende le ragioni, critica l'altro dicendo ma con tutte le cose negative che può avere l'Occidente, lui lo difende perché l'Occidente è l'espressione della democrazia, del pensiero liberale, e l'altro invece, che ha anche questa barba, no? Che richiama la vecchia Russia, sembra un pope ortodosso, l'altro invece afferma che la via russa non alla modernità, la via russa alla storia è una cosa particolare che ha un suo significato, che ha un suo valore.
dai valori della famiglia, tutto un pensiero che noi diremmo così conservatore. E tra l'altro lui è convinto, Dugin, di questa dimensione che non è solo geopolitica, geografica dell'Eurasia, ma è anche, come dire, una specie di dimensione dello spirito. La scelta euroasiatista della Russia è anche una scelta spirituale, morale. Quindi uno scontro molto interessante. E Henri Lévy gli dice: vabbè, può essere anche interessante quello che dici, ma la gente che frequenti o che si ispira alle tue idee è gente non raccomandabile. Però tutto era a livello di uno scontro, no, tra due punti di vista. Ed era una curiosità per me, anche per me, che Est e Ovest lo guardo tutta la vita. Anzi, mi pareva anche molto interessante, è un po' frizzantina, perché altrimenti c'è l'omologazione globalizzante, come si dice, una noia unica, per cui tutto diventa uguale in qualsiasi città vai del mondo, in Europa poi non ne parliamo, tutti i negozi sono uguali, tutte le strade centrali delle capitali europee sono identiche. E quindi anche che ci sia un dibattito, no, su questi temi, su delle differenze, come dire, delle vie della civiltà. Ma va bene finché due intellettuali discutono, non va bene quando questo porta alla guerra. Purtroppo è successo così. Quindi nel 19 sembrava una curiosità, nel 22 è una realtà bellica. Anche l'Italia, che è un paese dove Occidente non è che si usasse tanto come termine, da un anno in qua Occidente, Occidente, Occidente. L'Occidente è così, e la Russia è diventata ovviamente, essendo un paese che ha aggredito, e se tu aggredisci un altro paese, se apri una guerra non hai più giustificazioni e quindi ti subisci tutto quello che uno che apre una guerra finisce per doversi cioè sentire, insomma, quindi tutto negativo, Russia e quindi Occidente. Quindi c'era qualcosa nell'aria, ma nessuno ci ha pensato. Quelli che dovevano pensare adesso escono fuori a 1 anno di distanza, vertici militari, servizi, tutti hanno sottostimato. Leggevo oggi pomeriggio, neanche Lavrov, leggevo in un coso, non so dove, un'ANSA, neanche Lavrov, il ministro degli esteri russo, quella notte del 24 se aspettava l'attacco. E ho letto non so dove, perché leggo tante cose, succede così. Hanno chiesto a Lavrov: ma chi l'ha consigliato di aprire il conflitto, di fare l'operazione speciale? E Lavrov ha risposto: ha solo 3 consiglieri Putin: Ivan il Terribile, Pietro il Grande e Caterina II la Grande. Questi sono i 3 consiglieri. E questa è la battuta, chi conosce un po' lo spirito, tipicamente russa. Ed è proprio così. Cioè, Putin, adesso senza entrare a fare le analisi, non è il mio, ma è uno che si confronta con la storia. Quindi la storia pesa. La storia pesa, questo è emerso proprio 1 anno fa. Noi siamo stati abituati da tutto un approccio culturale del dopoguerra e crescente in questi ultimi 30 anni a cancellare la storia, a non ragionare in termini storici. Quando c'è stata la guerra in Jugoslavia, i serbi che fanno guerra perché c'è la battaglia del Kosovo del 1389, uno diceva, tutti si dicevano: ma questi non sono giusti, no? Quindi, ma come? No? Poi da una prospettiva italiana sembra una cosa assurda. In verità gli attori che stanno attorno a questo conflitto vivono tutti di storia e sentono tutti forte la storia. E noi possiamo solo guardare, possiamo stracciarci le vesti, possiamo aiutare con questo o con quello, poi fondamentalmente non capiamo il senso profondo della storia. Ecco, tra questi due
entrambi sono dei costruttori di pensiero discutibile Dugin, però Dugin è quello che si ispira alla storia. E questo è Kiev, è un'ansa del fiume Dnieper, prima della guerra ovviamente. È un luogo centrale sia per questo paese, l'Ucraina, di cui è capitale, ma è importante anche per la Russia, perché qui sulle colline non si vede, ci sono i monasteri, c'è l'affermazione di questa del cristianesimo nella tradizione bizantina. C'è architettura bizantina qua, molto remota, del 1000, come più a nord, poi a Novgorod. Cosa c'entra questo signore? È un professore di Harvard, Samuel Huntington, 1927-2008, è il teorico dello scontro di civiltà. Finito lo scontro ideologico tra est e ovest, che io insegno agli studenti, adesso insegno a quelli del 2003 come mio figlio, non hanno la più pallida idea di cosa possa essere la guerra fredda. Sono nati nel 2003. 2003 è il primo anno di università, quindi sono millennial, cioè sono già nel XXI secolo. Quello che vi ricorderanno bene sarà il Covid e sarà questa guerra, sperando di uscirne fuori. Ma tutto quello che c'era prima dell'89 è remoto. Stamattina ero al Pigafetta a fare una conferenza e arrivano sì e no gli anni 50-60, al massimo arrivano agli anni di piombo. Ma vi rendete conto come programma? Anni di piombo, ma gli anni di piombo sono preistoria, perché tutto quello che era prima dell'89 è preistoria. Dall'89 a ieri è un'altra fase storica, adesso ci troviamo in un'altra fase storica ancora. E cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una distanza per ragionare in passato. Ora, spesso anche nella prospettiva italiana, concentrata, come sapete, molto concentrata sulla propria storia e spesso anche senza entrare in discussioni, diciamo, di attinenza italiana, sempre gira e rigira siamo intorno al 45 mentale, quindi destra, sinistra, sempre quello. È sfuggito completamente questo aspetto, cioè che dopo l'89 questi teorici, soprattutto americani, hanno evidenziato che nella fase post 89, post est-ovest, nel senso di capitalismo-comunismo, ci sarebbe stato lo scontro delle civiltà. Io ovviamente sapevo già dagli anni 90 di questo, insegnavo storia dell'Europa orientale, io vi dico la mia esperienza come docente, io le tesi di questo signore, ma neanche per sogno le avrei dette. Mi sembrava una forzatura, con tutti i titoli, no? Harvard, no? Sapete cos'è? L'università più rinomata, no? Negli Stati Uniti d'America, pensatore politico. Cosa dice lui? Lui dice che nel dopo 1989 il mondo è in sostanza organizzato così. L'aveva anticipato, poi l'aveva con un saggio, poi con un altro libro del 94. Sempre in quegli anni c'è Francis Fukuyama, La fine della storia. Cosa vuol dire? Che è finita un certo tipo di scontro ed è la vittoria di quello che, come Hegel in qualche modo, che diceva che la storia sarebbe finita con lo Stato che noi abbiamo, no? Ma lui veniva da un antico regime. Fukuyama diceva è il trionfo del liberalismo, è morto il comunismo e quindi sono finite le dittature e il mondo si sarebbe omologato col modello vincente e la storia finiva. Poi è vero o non è vero, c'è solo un problemino, che il capitalismo dagli Stati Uniti d'America ha delocalizzato la produzione in un paese comunista che è la Cina, che è comunista, quindi l'89 non è finito
è che questo ha sviluppato un capitalismo talmente forte che si è comprato il debito degli Stati Uniti, quindi tutti sono interconnessi. Un altro ancora pensatore mattivo, Robert Kaplan, nel 94 diceva che stiamo entrando in una fase di caos, quindi in cui nel mondo si stavano sviluppando zone difficili da controllare. L'Imes, che è una rivista di geopolitica, ha individuato tutta una parte del mondo che chiama Caoslandia. Questo Caoslandia, per dire, è dall'altra parte del Mediterraneo, quindi l'Italia è al confine della Caoslandia. E vabbè, vari spunti, però questa di Huntington rimane interessante perché il mio tema è quello dove va, fino a dove c'è l'ovest e dove c'è l'est nel nostro continente. Lui risolve la cosa in questa maniera. Vedete, in blu scuro, il blu scuro è i paesi che rientrano nel blu scuro sono l'Occidente. Potete metterci dentro comodamente anche quello in rosa che è il Giappone e la Corea del Sud. Vedete che le Filippine sono Occidente. E metteteci dentro il Giappone e metteteci la Corea del Sud. Quindi l'Occidente non è un termine geografico, è io direi una dinamica che raduna una serie di paesi che si identificano con una serie di valori, quindi democrazia, liberalismo, grosso modo. Poi mette come un altro colore il non occidente, i paesi di tradizione post-bizantina, legata a Bisanzio, quello che noi in modo semplice diciamo gli ortodossi, se dalla prospettiva italiana qua c'è il cattolicesimo, di là c'è l'ortodossia. Ecco, c'è dentro anche la Grecia, no? C'è anche la Grecia, cioè tutti quei paesi che si rifanno alla tradizione di Bisanzio. Siamo negli anni in cui la Russia non contava più granché, anche se era armata, c'era Boris Yeltsin e c'era un punto di attrito tra questo Occidente e Oriente ed era deflagrato in Jugoslavia, il paese qui dall'altra parte dell'Adriatico, che è deflagrato, dove era una federazione di 6 repubbliche, 2 repubbliche settentrionali, le più sviluppate, 2 repubbliche con una storia completamente diversa rispetto alle altre repubbliche, perché la Slovenia, che si trova qui oltre Trieste, è sempre stata una provincia degli Asburgo, una provincia austriaca. Lubiana è stata capitale del Ducato della Carniola, cioè terre ereditarie degli Habsburg, degli Asburgo. Le terre ereditarie degli Asburgo fanno l'Austria, Alta e Bassa Stiria, Carinzia, Carniola, Contea di Gorizia, poi anche Trieste e il cuore dell'Istria. Questi sono territori che erano degli Asburgo, di Francesco Giuseppe e tutti i suoi avi, dal 200-300. Quindi è il cuore, il kern, come dicono, il nucleo. Mentre la Croazia era legata all'Ungheria, però anch'essa legata vedete che l'Ungheria l'ha messa nell'Occidente. La Croazia era l'antemurale della cristianità, e un altro paese che si è sempre sentito antemurale è la Polonia. Quindi Huntington prende la Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Polonia, e naturalmente ci mette i paesi baltici e Finlandia. Quello che sta al di là di questi paesi è est. Est europeo è un'Europa, ma non è l'Europa occidentale, per qualcuno non è abbastanza Europa. Comunque è l'Oriente d'Europa, che ha in comune tra i vari paesi sono di tradizione cristiana ortodossa. Ciascuno di questi paesi
di tradizione ortodossa ha una propria chiesa ortodossa, si chiamano chiese autocefale, cioè ognuno di questi paesi ha una chiesa, quindi con un proprio papa, cioè che è il patriarca. Voi avete sentito parlare del patriarca di Mosca, patriarca di Kiev. La Grecia ha un proprio patriarca e c'è il patriarca ancora di Costantinopoli, ma ha 4 fedeli lì nel quartiere di Istanbul, a Fanar, e non è è il primo tra tutti, ha un'autorità più simbolica che reale. E questo fatto, questa tradizione fa anche della Grecia l'Oriente, anche se la Grecia è un paese orientale per tanti aspetti, ma è stato proclamato paese mediterraneo, è entrato nella NATO e quindi messo nella parte occidentale. Allora questa è la situazione appunto della metà degli anni 90, quindi come vedete è ben chiaro cos'è Ovest e Est. Le altre zone non ci interessano perché stiamo parlando d'Europa, però in verde vedete il mondo islamico, l'India che ha una sua civiltà, la Cina è comunista, ma anche adesso anche il presidente della Cina, quando è arrivato Trump, si è presentato dall'alto dei 3000 anni di storia dello Stato cinese, a fronte dei quanti? 250 anni, neanche, nel 16 sarà, 250 anni degli Stati Uniti d'America, 3000 anni. 3000 anni, cioè, noi qui dovremmo andare cioè, più in là degli Etruschi, quindi si fa fatica a competere in ambito storico con la Cina. E la Cina è orgogliosissima della storia. L'India è orgogliosa della propria storia. Chi non studia storia? Noi europei. Noi abbiamo messo via la storia perché la storia ci ricorda le nostre guerre, i nostri scontri, i nostri odi, storia uguale nazionalismo, e quindi è meglio non insegnarla, oppure insegnarla in un modo depurato, e poi tutti ci stupiamo perché abbiamo le guerre. Huntington mette l'America Latina come una cosa a parte, però l'America Latina e l'Est europeo comunque sono come delle varianti attorno al centro effettivo del mondo in quegli anni 90, che è l'Occidente. Mentre l'India e la Cina all'epoca non destavano preoccupazione, e neanche il mondo arabo, che si pensava di tenerlo in una forma coloniale, oppure il mondo subsahariano africano, un luogo solo da sfruttare. Lo si diceva negli anni 90, lo si dice anche adesso, chi in modo chiaro, chi in modo più buonista, però questa è la truce realtà. Una cosa interessante, qua c'è il Giappone che dovrebbe essere blu. Allora, la Russia è Europa? Per me assolutamente sì, ma non è Occidente, no? Il Giappone non è ovviamente Europa, però è Occidente. Morale, qui all'estremo della Russia, di fronte al Giappone, abbiamo la città di Vladivostok. Potete andare, senza andare là a fare i 3 giorni di treno, potete andare in Google Map, Street View, e fate un giro. Lo faccio io durante le lezioni, storia dell'Europa orientale, quando dico dove finisce l'Europa orientale. L'Europa orientale finisce a Vladivostok. E allora non apro qua per non perdere tempo, vado in Google Maps, Street View, e potete girare per le vie di Vladivostok. Vedete che atmosfera c'è. Che atmosfera c'è? Non c'è nessuna differenza tra Vladivostok e una città come Kiev. E le automobili non ci sono più neanche quelle Lada, quelle macchine sovietiche. Ci sono SUV, macchine molto moderne, ed è una città dall'architettura russa, aggiornata in questi ultimi 20 anni, lo si vede, ed è una città europea che si trova a pochi chilometri dalla Corea del Nord, lo stato canaglia, no? Che ci fa paura, e che ci trova di fronte al Giappone. Ecco, Vladivostok è Europa, ma non è Occidente,
Di fronte a Vladivostok c'è il Giappone, che naturalmente è il Giappone, ed è Occidente. Quindi dove finisce Est e Ovest? Vedete che le cose si complicano. Ora, questa ripartizione del mondo, di cui c'è tutto un trattato, io nel 99-2000 mi rifiutavo di insegnare. Perché? Perché ero ingenuo come tutti e rifiutavo questi grandi disegni, in qualche modo voluti dai centri egemonici, da una Harvard, ma non è vero, solita imposizione. E il bello è che questa era stata proposta come una soluzione teorica e oggi è diventata la realtà. Ma direte, ma oggi c'è questa guerra. Dove si trova l'Ucraina? Ecco, metà negli anni 90 era all'est. La Moldavia lo stesso. Nel 2002 mi ricordo, avevamo invitato per un master in studi interculturali, quelle utopie che ogni tanto si fanno, un funzionario italiano, un burocrate di Bruxelles, un pezzo grosso. Parlare, siccome c'ero anch'io perché parlavamo di questo est europeo, e lui ci ha detto proprio così a tavolo, molto, molto franco, ma la Moldavia, ma mai, mai, mai non entrerà nell'Unione Europea. Si sta parlando, si sta lavorando per Polonia, Slovacchia, Ungheria, sto parlando del 2002, la Moldavia mai. Romania, Bulgaria, no, no, no. Slovenia sicuro, Croazia si vedrà, c'era ancora la guerra. Quindi questo era il clima ancora nel 2002, cioè c'erano dei paesi che non sarebbero mai diventati parte dell'Unione Europea e parte dell'Occidente. Perché l'Unione Europea, sin da prima, quando era Comunità Economica Europea, ha rappresentato l'Occidente dentro l'Europa. È stato un meccanismo importante che ha portato tantissime cose. Io vedo solo cose positive, nonostante anch'io sia scettico di questo atteggiamento burocratico, ma io ho fatto un libro sull'Adriatico che concludo in termini positivi, cioè la NATO nell'Adriatico, che è il mio mare, e l'Unione Europea ha portato a una stabilità che questo mare non ha vissuto dai tempi di Roma, dall'impero romano. La NATO è importantissima, nel 13 è entrato nella NATO il Montenegro, quindi tutte le coste entrano nello stesso sistema difensivo e quindi non ci sono la contrapposizione tra le flotte, non si spende più in queste cose. Ogni tanto entrano dentro degli, chiamiamoli incrociatori, perché adesso continua a entrare dentro la Truman, Napoli-Trieste, perché stanno guardando il fronte. Ma per quanto riguarda i paesi rivieraschi, basta, nessuno più spende perché i croati sanno esattamente cosa hanno gli italiani, sono tutti coordinati. È una pacchia per me, non c'è conflitto. Lo stesso l'Unione Europea, manca il Montenegro, l'Albania, la Bosnia-Herzegovina, probabilmente mai entrerà, però comunque il grosso delle coste, è sotto, compresa la Grecia, è sotto controllo diciamo, nella sfera dell'Unione Europea. Quindi pace, prosperità. Viviamo qui nell'Adriatico una dimensione ideale rispetto al Mediterraneo, che è diventato un mare barriera, barriera anche per le risorse energetiche, a parte quello che noi vediamo, il problema dei migranti, sotto ci sono altri interessi, ma è un'altra storia. Quindi l'Unione Europea e la NATO, per quanto mi riguarda, con dati storici, no? Storici nel senso che la storia che ce lo dice, non l'analisi, e sono un successo nella parte occidentale. Quindi l'Occidente si è esteso alla Croazia, come ha voluto qui Huntington, e questo porta alla stabilità nell'Adriatico. Solo che l'Occidente poi, dopo questi anni 90, è andato avanti
beh no, insomma, è andato avanti cosa? A guardare verso Oriente. Adesso qui non entro nella ricostruzione delle dinamiche, fino a dove deve o non deve andare la NATO e la risposta della Russia. Quindi ne abbiamo sentito tanto parlare e tanto si è detto, ma non è questo poi il senso. Diciamo che con Huntington questo sarebbe dovuto essere l'est e ovest. La cosa invece è cambiata e il punto d'attrito era la Jugoslavia, che lì si è visto che quando c'è quello che io chiamo nel libro la faglia, come questa che c'è anche qui ahimè vicino a Bassano, quella la faglia dove la placca adriatica sbatte contro il continente, cioè le Alpi, quindi qua siamo sempre, io sto a Thiene, a rischio terremoto, così c'è una faglia che segue questa linea di Huntington, ma è spostata anche più a là e la faglia passa attraverso per metà della Jugoslavia e la cosa si è visto proprio come una specie di terremoto, che è stata la guerra che è andata avanti tra il 91 e il 95. Ora i paesi che si trovano un po' più distanti dalla vera e propria faglia sentono la scossa meno, vedi Slovenia, 1 settimana di guerra, Croazia 5 mesi e mezzo, invece quelli che si trovano proprio sulla faglia, proprio come questi poveri in Turchia, dove avete visto la faglia che si spacca, chi sono? La Bosnia Erzegovina, no? Cosa vuol dire? 3 anni di guerra e una guerra che non finisce più. Allora il libro è Il confine dentro l'Europa, che per me è una specie di faglia che va dal Baltico, passa per metà dove passa il Dnieper dell'Ucraina, ovviamente di mezzo c'è la Moldavia, ci sarebbe un'altra zona, ma è stata, come dire, assopita, cioè la Transilvania, la zona contesa tra Ungheria e non è il paese di Dracula, è quindi una zona molto interessante dentro l'arco carpatico tra la Romania e l'Ungheria, ma è una zona, come dire, anche lì l'effetto dell'integrazione europea porta all'assoppimento comunque di un contrasto che io ho percepito nella storiografia tra gli storici dei due paesi. Sono tutti dentro l'Unione Europea, ma stanno ancora a discutere chi è venuto prima. Se i romeni sono davvero questi daci, no? Dei tempi di Traiano, o si sono inventati sta storia, non c'è una prova di niente. E, 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 e gli ungheresi, che sono questi ungari che sono venuti dall'Asia, no? Nel X secolo, stanno ancora a litigare intorno a questo. Però insomma, essendo tutti dentro l'Unione Europea, è un po' come anestetizzato questo, speriamo bene. Invece laddove la faglia che c'è tra due tradizioni, tra due civiltà, una che nasce dalla Europa carolingia, no? Che poi si è estesa fino a accorpare la Polonia e l'Ungheria, che erano per secoli i confini dell'Europa, e l'altra che è bizantina, che però comprende i Balcani, quindi Serbia, anche Montenegro, Macedonia, Grecia, no? Quest'altra parte trova un'altra sua zona molto delicata dentro l'Ucraina. Eccola qua, questo è ingrandito e come vedete questa è la situazione, questo è l'Occidente sempre secondo Huntington e su questo erano d'accordo un po' tutti. Le cose sono cambiate radicalmente dopo il 2004, rapidamente, nel senso che in pochissimo tempo, sapete che c'è ancora la discussione, ma non avremmo dovuto prenderli la Romania e la Bulgaria. Sono state cooptate su spinta della NATO, questo lo dicono tutti, non solo Unione Europea. L'Unione Europea si è presa questi due paesi, per me non è male, ecco, francamente. Però già tra il 2004 e il 2007 si ragionava in altri termini. 2008 abbiamo quel bombardamento da parte russa della Georgia. Mi ricordo quell'estate ero a Bruxelles, avevo conosciuto questi georgiani, torno a casa a fine agosto, vedo tutti sotto le bombe dei russi. Perché? Perché hanno intavolato
dei contatti con la NATO. Quindi lì quello è stato un segnale da parte della Russia, di Putin: no, questa è la nostra sfera di interesse. Prossima puntata, ma già dal 2004, sarebbe stata l'Ucraina, e su questo gli esperti non hanno dubbi. Verso il 2011 sono andato, ho trovato un saggio di un analista ucraino e diceva: il discorso politico che c'è in questo paese tra le due parti. Era un paese ancora molto sovietico negli anni 90, lo stesso Putin era gradito assai in Ucraina. Dopo il 2008 c'è una escalation, come si dice, di contrasti, ed è una tragedia immane, perché come sapete sono due lingue diverse, due tradizioni culturali diverse, soprattutto dall'Ottocento, però è una tragedia perché sono molto affini, molto affini. Qua non c'è, come nei Balcani, lo scontro tra cattolici e ortodossi e musulmani come in Bosnia, no? Sono tre parti, quindi la cosa è complicata quando sono più di due. A e B, scontro A, B, C o D, è una situazione complicata, no? Quando sentite, no? È una situazione complicata, è una situazione complessa. Cosa vuol dire complesso? Quando c'è più di due, quando ci sono più di due elementi, e come li metti d'accordo, no? Quindi diventa una situazione complessa. L'Ucraina è A e B, quindi non è una situazione complessa come nei Balcani, però si trova sulla faglia di una ridefinizione dell'Occidente e di una ridefinizione dell'Est, che ormai corrisponde a questo qua. Perché al di là della Russia che noi vediamo, questa è la cartina un po' che si ispira a Dugin e a tutti questi euroasiatisti di vario genere, ce ne sono anche in Italia. Il Heartland, la terra cuore dell'Euroasia, e la Russia, è questo in scuro. Quindi questa è la prospettiva russa. Al cuore del mondo c'è la Russia e tutti i paesi ex Unione Sovietica, non blocco dell'Est. Poi ci sono dei paesi non necessariamente legati alla storia della Russia, ma ci sono delle affinità rispetto al quadro globale, affinità che deriva da esperienze storiche che qua non posso tutte riassumere, a partire dalla Mongolia, a partire dall'Iran, e sapete che ci sono, no? I rapporti tra l'attuale Iran e la Russia, la Turchia, che si sta giocando un ruolo cerca di proporsi Erdogan un ruolo di mediazione, e i Balcani, che sono considerati il vicinato. Anche tra colleghi o anche nella nostra attuale politica, i Balcani sono nostri, sono il nostro vicinato. Si dice: ma conoscete questo vicinato? Ma sapete cosa c'è nei Balcani? I Balcani sono il vicinato dell'Italia, però guardate, sono anche il vicinato della Russia, sono anche il vicinato della Turchia, sono anche il vicinato dei sauditi, sono anche il vicinato dei cinesi, e quindi è un bel vicinato. Quindi, ma certo che se tu ti lanci in un'area senza conoscere, quindi puoi incontrare persone strane in questo vicinato. Perché la Turchia, dietro ci stanno delle motivazioni non geopolitiche, non solo di calcolo, così come facciamo noi occidentali, molto pragmatico, molto da mercato, molto... Dietro ci stanno delle motivazioni storiche profonde. Ora vedete questo spazio euroasiatico, quando è che si forma? Dov'è? Si forma in un momento storico preciso. Dante nasce nel 1265, questo lo sappiamo. 1240, quindi cos'è? 25 anni prima della nascita di Dante, 1240, una data così più o meno la possiamo cogliere.
i mongoli, che i russi chiamano tartari, riescono a unire tutto questo spazio che vedete verde scuro, compresa la Cina, e fino alla Polonia, e arrivano anche, fanno delle puntatine anche fino quasi qua all'Adriatico, i tartari. Anche l'Ucraina attuale e la Russia. La Russia che non è la Russia di oggi, ma si chiama la Russia di Novgorod, per questo sentite parlare delle Russie, ce n'è più di una. La Russia di Novgorod, che si trova poco sotto la E di Euroasia. Oltre a quella a occidente ci sono gli svedesi e c'è l'ordine teutonico, cioè i tedeschi. L'ordine teutonico è un ordine crociato che ha creato gli stati baltici. Sono stati i tedeschi a dare un'organizzazione politica a una popolazione, questi popoli baltici che vivevano in comunità non organizzate. L'ordine teutonico è un ordine crociato che è andato anche a Gerusalemme e poi è andato nel nord. Sono quelle nel film Alexander Nevsky di Sergei Eisenstein. Vedete a un certo punto questi cavalieri dell'ordine teutonico nella parte finale, che tutti vanno con i cavalli sopra un lago ghiacciato e poi sprofondano, no? Questo sarebbe stato il destino di chi attacca la Russia, no? Nel film di Eisenstein. Questo è l'ordine teutonico. I tedeschi cattivi, in verità oggi lo possiamo interpretare in modo diverso. L'ordine teutonico è l'Occidente, perché sono cattolici e portano il cattolicesimo fino a quelli che sono oggi gli stati baltici, che sono di fatto diventati cattolici. E poi altra storia, che sono diventati luterani nel 1525, però è l'Occidente. Quindi l'Occidente finisce dove finiscono i cavalieri. L'Est, che si ispira a Bisanzio, che è ancora viva, anche se ridotta male da veneziani e franchi. Questo est bizantino è coperto dai tartari. E avrete visto quei film degli anni 60, no? Gengis Khan, eccetera. Mi sembra un mondo di selvaggi. In verità i tartari, nel contatto con la Cina, hanno imparato come amministrare. Certo, quando arrivano ammazzano tanta gente, non è che fanno dei contratti di sudditanza, però hanno imparato a gestire degli spazi, noi diremmo intercontinentali, di portata globale, con i cavalli e con l'amministrazione del modello cinese. E l'economia cinese alimenta, per quanto riguarda la manifattura, perfino queste lontane periferie russe. L'alternativa ai prodotti cinesi nel 300 per questi russi sono i prodotti europei, che sono più scarsi come qualità, portati dai polacchi, che sono i mercanti che hanno a che fare con i russi. Gli altri che hanno a che fare non più con i russi, ma con i tartari, che occupano come popolazione l'attuale Ucraina e la Crimea. Lì c'erano i Rus, però spariscono e subentrano i tartari durante 2 secoli e hanno il loro sbocco nel mare d'Azov o in Crimea, e lì incontrano chi? Gli altri mercanti, i genovesi e i veneziani, ma soprattutto i genovesi. E la fortuna di Venezia e di Genova è proprio questo sistema asiatico, diciamo euroasiatico per capire. E questa cosa va avanti fino al 400 con Ivan il Terribile, Ivan il Grande. Ivan il Terribile è quello che ispira Putin, è del 500. Ivan il Grande, lui porta alla realizzazione della Mosca, della Moscovia, una specie di ducato. Lui si proclama zar, Caesar, detto zar in slavo, deriva da Cesare. È un imperatore, ma se lo dice lui, in Europa nessuno lo prende sul serio. E i russi cominciano a staccarsi dai tartari, ma anche i cinesi dall'altra parte
si sono staccati dai tartari, hanno fatto il muro. Il muro serve. Il muro, io conosco il massimo esperto del muro cinese, deve esserci, perché questo è nostro, quello è vostro. E il muro è un luogo di scambio e di mercato, però c'è il muro, la muraglia, no? E quindi la Cina parte con un'altra epoca grande per loro e la Russia parte per una propria strada. Ivan il Terribile nel 500 espande la Moscovia, non può andare verso occidente, ci stanno i lituani e va verso Astrakhan, va verso il Caspio. È il primo consigliere di Putin, come dice Lavrov. Il problema è per Putin, perché ha questi consiglieri, che la Russia di Ivan il Terribile aveva i confini più a occidente della sua attuale Russia. Questo è il problema. Perché il territorio per cui oggi c'è la guerra, il Donbass, ce l'aveva Ivan il Terribile e Putin fa la guerra per riaverlo. Intanto, come è andata a finire quella che è poi l'Ucraina? Qui c'è il problema, un problema storico. Nel corso del 200-300 i lituani, che oggi sono un piccolo popolo di 1,5 milioni, creano un grande ducato. Pensate, erano un popolo pagano, in mezzo a ortodossi e cattolici. I lituani credevano ancora a Odino, Thor, tutti spiriti, sciamani, cose così. Fino a quando Jagiello sposa Edvige, la figlia del re di Polonia, Jadwiga. Lei ha fatto un grandissimo affare, questa Edvige. Al posto di sposare un Asburgo, che non era un pessimo partito, ha deciso di sposare questo pagano selvaggio lituano, e così la Polonia, che era già un regno forte al confine d'Europa, si espande col matrimonio a queste terre di questi, tra virgolette, esotici lituani, ma i quali controllano l'attuale Kiev fino al Dnieper. E quindi la Lituania è legata al cuore dell'attuale Ucraina, e il cuore dell'attuale Ucraina si lega alla Polonia. Leggi occidente, cristianità cattolica. Stiamo parlando del 1389, poi altri contratti tra le due parti, per cui alla fine diventano un unico Stato. Questa è la cartina dalla prospettiva tedesca. Allora, questo è il mondo secondo la prospettiva russa, questa è l'Europa secondo la prospettiva tedesca. Poi torno sul discorso del confine tra Ucraina e Russia, però faccio presto, ancora 5 minuti, ma non posso non mostrarvi questa cartina. Mi ricordo una volta c'era anche Barbero, ma come, ma dove l'hai trovata? Ecco, questa è la prospettiva dei tedeschi, che per me è la migliore organizzazione regionale storica dell'Europa. I tedeschi usano questo termine di cui io sono seguace e sono l'unico in Italia, Geschichtsregion, cioè regione storica. I tedeschi organizzano l'Europa in base alle regioni storiche, non regioni geografiche, regioni storiche che hanno una esperienza storica plurisecolare di un certo tipo. Per cui c'è la Mitteleuropa, un termine che è stato usato anche dai nazisti, allora quindi oggi si preferisce dire Centrale Europa, perché qui a Trieste Magris triestini Mitteleuropa, Centrale Europa è più cos'è? È il cuore del continente, così funziona, perché la Germania sta al mondo tedesco, sta al centro di questa Europa. Poi c'è il Nord Europa, che sono i paesi scandinavi, i quali sono tutti gelosi delle proprie individualità, però hanno un consiglio nordico che funziona dal 51. Loro hanno le riunioni dei primi ministri ogni anno, anche più volte all'anno. È una specie di confederazione, nessuno di noi sa queste cose. Si legge in Wikipedia, sono integrati, stanno dentro o fuori l'Unione Europea, ma tra loro sono altro che collegati.
poi c'è l'Occidente per i tedeschi che sono Francia e Gran Bretagna, poi c'è il Sud che è la Spagna e l'Italia, e poi c'è il Sud-Est che è il Sud di loro interesse e pertinenza, e poi c'è l'Est che è la Russia. Ora, chi di voi non è miope come sono io che faccio fatica, ma come? Il Trentino è Mitteleuropa? Sì, sì, e anche quasi quasi la Carnia, di certo Gorizia e Trieste. Vedete ci sono due linee, quella blu è politicamente Central Europa e quella altra linea che al di là dello spazio in blu è culturalmente, Kulturkreis, cioè il circolo culturale. Secondo un pensatore, a volte mi ha chiesto un collega geografo, il geografo chiede a me storico, senti ma tu che sai queste cose, ma fino a dove arriva l'Europa centrale? E allora, secondo von Srbik, che era uno storico austriaco nazista, ma si è depurato dopo il 1945, il limite della centrale Europa è la linea Odessa-Riga. Fino a lì non è spazio tedesco, era nazista ma non è sempre un professore. Cioè, a un certo punto stanno i tedeschi e poi ci stanno i Volksdeutsch, cioè tutti quei tedeschi migrati lì, portati in Ucraina anche da Caterina la Grande, che era tedesca, e in tutti questi spazi. Quindi Odessa, Riga. Perché vi dico questo? Perché questo è un altro confine tra est e ovest, il confine definito dal mondo tedesco, solo che tutti questi ragionamenti tedeschi sono stati seppelliti nel 1945 e ce li siamo dimenticati completamente. E la Russia sapeva bene con chi ha a che fare. E il trattato di Brest-Litovsk, per cui Lenin, pur di chiudere la guerra, lascia una fetta di terra ucraina e gran parte di questo contesto dell'Europa centrale alla Germania, no? Stiamo parlando degli inizi del 18, Brest-Litovsk, è il limite dell'aspirazione tedesca guglielmina. Secondo questa linea, Odessa, Riga è il massimo. Poi Hitler naturalmente quello non era normale, lui voleva andare ben al di là e è andata male per lui, no, per fortuna. Però questa è la geografia, come vedete. Questa geografia tedesca, così ragionano in Germania i miei colleghi, i politici. La Polonia, che per noi è est, i polacchi che pulivano i vetri a Roma, quelli dell'est, la Polonia si considera centro, è il centro dell'Europa. Varsavia è considerato il centro geografico dell'Europa. Se prendiamo la punta dell'Algarve in Portogallo e gli Urali dall'altra parte, se prendiamo Capo Nord e se prendiamo che so, la Sicilia o l'isola di Creta come sud, allora Varsavia si trova al centro. Quindi la Polonia è un paese che si trova al centro. Questa posizione al centro l'ha pagata nella propria storia. Mi riannodo a quello che dicevo prima. Eccole qua, questa è poi c'è anche nel librettino. In arancione c'è la zona dove la faglia e sotto ci sono le placche. Naturalmente il Baltico e l'Ucraina, Moldavia, Transilvania, ma è tranquilla, e poi dentro i cosiddetti Balcani occidentali, quella zona che vedete proprio divisa, no? È fatta da 6 stati, se calcoliamo anche il Kosovo come stato, dove l'Unione Europea parla da anni, tiene questi stati in una sala d'attesa, ma non fa niente di concreto. Morale, dentro si sono radicati tutti gli altri, quindi dai russi, americani, sauditi, eccetera. Questo è il vicinato dell'Italia, molto complicato perché non ci sono 3 elementi
ma ospiti stranieri sono tanti. Erdogan considera questo lo spazio post-ottomano, assieme anche alla Libia, no? È tutta una nuova geografia che c'è nel Mediterraneo, che è emersa in questi ultimi 10 anni, per cui ci potrebbero essere dei conflitti di minore intensità attorno alla questione del Kosovo. Pare che sia sotto controllo, ma il problema è, appunto, come vedete, è il Baltico e l'Ucraina. Il Baltico perché? Perché voi sapete che c'è questa exclave russa, chiamata provincia di Kaliningrad. Dedico un capitolo a 3 città simbolo che si trovano sulla faglia: Kaliningrad, Odessa e Sarajevo. Kaliningrad è un esempio di una città profondamente tedesca che si chiamava Königsberg, è la città di Immanuel Kant, una città che aveva l'università dal 400, una città luterana. Per importanza culturale si colloca subito dopo Norimberga, Tubinga, Lipsia, perché Francoforte è il luogo dei soldi, o Monaco, no? Però poi ci sono queste specie di Firenze, no? Nel mondo tedesco, e Königsberg è subito lì per tanti significati. Tra l'altro è stata la sede dell'ordine teutonico, che è un ordine sacro per certi aspetti della storia tedesca. Königsberg si trova in Prussia e la Prussia è stata cancellata nel 1945. La Prussia occidentale rientra in Polonia, fa parte della Polonia. Tutti i tedeschi sono stati cacciati via, se non ammazzati. La Prussia orientale se l'ha presa l'Unione Sovietica come exclave della Russia. Tutt'oggi lì stanno i russi. Königsberg diventa nel 1945 Kaliningrad, città di Kalinin, che è un rivoluzionario sovietico, un bolscevico. È la città che ha dato i natali a 3-4 astronauti e si è rifatta tutta una narrazione legata alle scoperte, alla cosmologia, diciamo così, sovietica, ai viaggi nello spazio. Altra città sulla faglia che è russa è Odessa, ma è molto cosmopolita come San Pietroburgo, che sta a nord. C'è Brodsky che dice è duro essere uno di San Pietroburgo perché nasci e vivi in una città astratta frutto di un pensiero di uno, di chi? Di Pietro il Grande e degli architetti italiani che l'hanno fatta. Quindi tu nasci lì, parli russo, perché noi abbiamo i libri di Dostoevsky, la prospettiva Nevsky e tutti questi luoghi, però è vero, è una città particolare per gli stessi russi. Così è fatta anche Odessa, che è la città del meridione del sud, che ahimè subisce anche questa guerra in modo drammatico perché ha una popolazione russofona, anche russa, in maggioranza. È lì che sono scoppiati dei contrasti forti nel 2014. E quello è il punto, no? Anche nel disegno irrazionale di Putin, no? Arrivare a Odessa come parte della nuova Russia. La nuova Russia è tutta una parte meridionale, cioè Crimea, Odessa e tutta la zona eh, vicino al Dnieper, quello dove stanno le truppe russe, la nuova Russia così chiamata da Caterina la Grande. I 3 consiglieri. Ivan il Terribile, Putin ha meno terra russa in questa zona rispetto a Ivan il Terribile, Pietro il Grande e Caterina la Grande, che fonda Sebastopoli, la città dove sta la flotta del Mar Nero, e fonda Odessa. La terza città è Sarajevo. È strano, l'abbiamo vista 3 anni sotto assedio, però è rimasta.
tra le tre, nonostante tutto, è rimasta così com'è. Una città come ottomana, è un pezzo di Anatolia conficcato in mezzo ai Balcani. E ce ne facciamo tutti una ragione ed è una ricchezza. Ecco, il superamento del confine è accettare queste situazioni. Certo, così non avviene in in Oriente. Allora, rapidamente ancora qualche immagine perché mi sto allungando. Questo è il cuore di Bisanzio, l'Anatolia e i Balcani, quando ormai gli arabi hanno preso la Siria. E da qui, e vedete, è la Crimea. I russi hanno preso la cristianità in Crimea ed è un luogo sacro anche questo. Le prime Russie. Questa invece è la formazione del Sacro Romano Impero, cioè quello tedesco di Carlo Magno, che è il cuore della cristianità, che poi noi chiameremo Europa, che poi chiameremo Occidente. Qui vedete, no, questo no, ecco qua, come la Lituania tra il 2 e il 300 si espande a quello che oggi è l'Ucraina. Ecco, in colore più chiaro la Polonia, in colore giallo il Granducato di Lituania. In virtù di questa storia, ancora prima della guerra e da quando sono iniziati i contrasti, diciamo che c'è stato un clima sovietico fino ai primi anni 2000, poi hanno cominciato prima a scontrarsi gli storici, dicendo ma noi abbiamo avuto questa storia in Ucraina, siamo arrivati sotto i russi solo molto più tardi, abbiamo un tardo medioevo all'insegna dell'Europa cattolica e occidentale. Senza toccare il punto delicatissimo che Leopoli, che è la base attuale per lo smistamento delle armi vicino alla Polonia, che voi sentite parlare, secondo lo zelo dei nostri giornalisti, Lviv. Lviv, c'è un nome italiano, Leopoli, no, adesso è tutto Lviv in ucraino, Lvov in russo, o se volete Lemberg in tedesco, perché questa città, Leopoli, ha fatto parte dell'Austria-Ungheria e questi mandavano a Vienna i deputati esattamente come quelli dell'Istria o di Trieste o la Dalmazia. Abbiamo fatto parte tutti dello stesso mondo. Questi sono Leopoli, ma era completamente abitata da polacchi. E quando questa Leopoli è diventata Ucraina, nel 1939, quando l'Unione Sovietica attacca assieme, dopo, una settimana dopo i tedeschi nazisti, e smembra la Polonia e si prende questa parte della Polonia e l'attribuisce all'Ucraina. Chi fa questo? Stalin. E Stalin è vincitore nel 1945 e la Polonia non avrà più indietro questi territori ai quali è attaccatissima anche adesso, e c'è lo spostamento della Polonia verso occidente e i polacchi vengono elegantemente spostati da queste zone di Leopoli, dove in Slesia, una regione tedesca che passa sotto la Polonia. I tedeschi vengono tutti cacciati via, al posto dei tedeschi in Slesia vengono portati i polacchi e al posto dei polacchi attorno a Leopoli vengono portati gli ucraini. Però comunque qui c'erano cattolici e c'erano gli uniati, cioè gli ortodossi che riconoscono il Papa. Questa è la parte più filo-polacca dell'Ucraina. Questa è una parte. All'estremo altro dell'Ucraina, dove c'è la guerra, c'è una zona che è sempre stata della Russia, che è diventata Ucraina nella definizione dell'Ucraina, quella che dell'Unione Sovietica. Questa è l'unione tra Polonia e Lituania, per cui la Polonia arriva fino a Kiev. Ecco qua. Questo è il regno polacco o Commonwealth. Guardate l'attuale Ucraina, guardate quanta parte per secoli ha fatto parte di questo. C'è una guerra nel 1650, i cosacchi
dello Zaporizhzhia, che si dice adesso, Zaporozhye, rifiutano di essere sudditi dei cattolici, sono ortodossi e fanno l'accordo con i russi, combattono i polacchi e nel 1653 c'è l'accordo tra i cosacchi ucraini e lo zar della Russia, il quale li aiuta, e così la Russia in questa guerra, che finirà dopo qualche anno, a metà 600, arriva a Kiev. È lì che arriva la Russia a Kiev, invitata dagli cosacchi. Nel 1953 si festeggiano i 3 secoli dell'accordo tra i cosacchi e i russi, e durante le feste del 1953 Nikita Khrushchev, siamo dopo la morte di Stalin, comunque Khrushchev è tra quelli che cosa fa? Per ricordare i 3 secoli dell'amicizia tra Russia e Ucraina, dona la Crimea alla Ucraina. E queste sono le altre. Questo è il francobollo che ricorda i 300 anni. Bogdan Khmelnytsky, questo è l'atamano, il capo dei cosacchi dello Zaporozhye, che si lega con i russi e quindi è stato un grande eroe. E Taras Bulba, adesso non vi racconto quel romanzo, se no mi commuovo, leggetelo. Eccoli qua i cosacchi dello Zaporozhye. È un mondo asiatico fatto da tartari. Questo mostravo ai miei colleghi. Questo era prima dell'arrivo dei russi e degli ucraini. C'erano solo tartari. Con Caterina la Grande i russi arrivano fino alla Moldavia e i tartari vengono tollerati, però vengono portati coloni russi, tedeschi, serbi tantissimi, c'è la nuova Serbia. Tutti questi col tempo diventano o russi o ucraini. I tedeschi non perdono l'identità, ma vengono o uccisi o cacciati nel 1900, durante la seconda guerra mondiale. Qua c'è la partizione della Polonia e questa è la situazione di come il risultato della storia. In giallo c'è quella parte polacca che è stata attribuita nel 1940, dopo la disgregazione della Polonia, ad opera dei nazisti e dei sovietici che erano alleati. Questo si dimentica e si minimizza nei libri. In viola la Crimea, che viene data appunto per ricordare 300 anni di amicizia. Questa zona qua in beige, che si chiama Bujak, è tutte zone tartare, non c'era un europeo, è stata portata via alla Romania sempre da Stalin nel 1940. Poi tutto viene travolto dal 41 e poi dal 45. Bene, i Balcani sono un'altra zona. Guardate Biden dentro una chiesa ortodossa. Ci troviamo a Peć, nel Kosovo, dove sono i luoghi sacri. Questa è un'altra faglia, ma come avete capito io mi devo fermare. Il clou, ve l'ho detto, insomma, visto che ci troviamo un anno dalla distanza, poi ci sarebbe tutta un'altra ora di racconti, mi fermo qui e vi ringrazio per la pazienza. Grazie. Forse abbiamo tempo per una domanda, 2 massimo, perché siamo veramente oltre il limite. Intanto ringrazio davvero il professore per Grazie. questo complesso e articolatissimo excursus storico. Se c'è qualche domanda, una domanda, possiamo concedercela. Una piccola. Grazie intanto. Impossibile andarne fuori. Pronto?
Ecco, impossibile andarne fuori quando uno dice una guerra breve, con tutto quello che ci ha raccontato lei, breve, impossibile. Le chiedevo la domanda semplice, lei ha detto che è uno scontro di civiltà. Quindi io ho sentito riferire che il capo cinese il capo cinese ha detto che sono i diritti degli uomini, degli umani, dell'umanità, sono delle manie borghesi degli occidentali, tanto per dire scontro di civiltà. Gli altri dicono che i borghesi occidentali, l'imperialismo, il capitalismo hanno ridotto l'Europa. Un po' penso anch'io che abbiamo perso il nostro iniziale, la nostra iniziale spinta spirituale. Però non so, questi due, altro che caos. Sì, grazie. Allora, la tragedia è immensa perché, come avete visto, l'Ucraina in quel disegno dello scontro della civiltà si trovava dalla parte orientale. È che adesso viene, se se ne esce fuori, io non sono un analista né esperto, ma quello che sento è una soluzione alla coreana, cioè tracciare una linea e raffreddare le cose, altrimenti l'alternativa è, come dicono i russi, Armageddon, speriamo di no. E quindi in qualche modo, allora lì chi l'avrebbe detto questa della scontro della civiltà? Io mi rifiutavo di raccontare ai miei studenti, eppure è venuto così. Poi lei dice, ma il cinese, presidente, ecco, lì ci siamo svegliati noi, diciamo, questa è una colpa tutta occidentale, noi avevamo l'idea che tutto il mondo è globalizzato. Non è vero, non è vero. Anche a questa non hanno votato contro la Russia, ma si sono astenuti, ma la maggior parte della popolazione non è che sono filoputiniani, questi che si sono astenuti, ma non simpatizzano per l'Occidente. E che storia hanno dietro gli africani? E sono ancora lì per essere sfruttati. E questo è il punto. È che noi non ci rendiamo conto che l'India ha un'altra storia, che il Pakistan ha un'altra storia, che il Pakistan ha tutto adesso un'altra visione, che tutti questi paesi da cui anche arrivano i migranti hanno altre culture, noi li vediamo come dei pacchetti, come quelli che verranno qua a pagarci le pensioni. No, nessuno si chiede della cultura di queste persone. Questo è, ahimè, il difetto dell'Occidente che ci viene non dai russi, non da Dugin, ci viene detto dagli altri, a partire dall'America Latina. Che so, anche il Messico ha la sua esperienza del rapporto con gli Stati Uniti d'America. Sono tutte storie che noi abbiamo messo in disparte, anche nei manuali non le insegniamo. È che, a differenza degli anni '90, l'India ha superato la Cina sul piano demografico, probabilmente sarà un riferimento, già i pensatori indiani che hanno fatto di Gramsci il loro elemento, parlano di provincializzare l'Europa. Basta con questi europei, ci hanno rotto le scatole, ci hanno umiliato. Adesso saremo noi a rendere l'Europa una provincia di un globo multipolare, con una serie di metropoli che andranno dalla Nigeria a Shanghai, dove verrà fatta l'arte e la cultura del XXI secolo. Questo non è che me lo invento io, io sono informato. Questo è il modo con cui ragionano anche alle scuole di architettura, no? Cioè la programmazione delle città si guarda come ristrutturare le metropoli del futuro. New York sembra una massa di cemento anni 30 o 50 del Novecento, sembra paleolitico rispetto a quello che sarà il XXI secolo. Questa epoca si apre, ahimè, in questo nostro anno e si è chiuso un trentennio dove forse avremmo potuto far di più, non sto dicendo come italiani, come europei. Ecco, secondo me abbiamo perso tante opportunità. Non abbiamo capito neanche
con chi abbiamo a che fare nel nostro vicinato, e men che meno con tutti questi mondi che noi pensavamo che, poiché ci fanno le Nike che porta mio figlio in Vietnam, che questi sono come noi. E non è vero, il Vietnam c'è una sua civiltà, l'Indonesia ha una sua civiltà, il Bangladesh, che ha tutta una sua cultura, l'India, i vari paesi africani. Siccome siamo tutti alla pari, quindi tutti, non è che noi siamo superiori, questo è il punto. Così si ragiona, così va il mondo. Grazie professore, chiudiamo qui, grazie.